Tentato omicidio, estorsioni e droga. Il 9 febbraio del 2007 a Palma di Montechiaro fu il giorno delle blitz di polizia, carabinieri e procura, cosiddetto Libertas. 2 dicembre 2006, Palma di Montechiaro, via Bassi, 2 colpi di pistola calibro 7,65 contro Giacomo Mazza, 37 anni. I proiettili bucano la saracinesca di un garage a fianco dell'automobile di Mazza, che è in compagnia della moglie. In manette i presunti responsabili del tentato omicidio di Giacomo Mazza e non solo, anche estorsioni e traffico di droga. Sì, perché a Palma di Montechiaro, in contrada Zubbia, alcuni degli imputati avrebbero coltivato una piantagione di marijuana, scoperta dalla polizia il 7 luglio del 2006, e fu l'operazione cosiddetta Effetto Serra. Ebbene, dalla piantagione furono rubate alcune piante di canapa indiana. Il ladro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato un romeno. Alcuni degli arrestati però avrebbero sospettato di Giacomo Mazza ed ecco perché gli avrebbero sparato. Il sospetto anche su altre persone da cui avrebbero preteso denaro, decine di migliaia di euro, ed ecco perché l'accusa di tentata estorsione. Ed ecco perché l'operazione è stata intitolata Libertas, come se Palma di Montechiaro fosse stata liberata da una cappa criminale tra droga, estorsioni e attentati. Adesso la sentenza d'appello, 5 condanne confermate e 2 ridotte. Le riduzioni: Filippo Alotto da 5 anni e 6 mesi di reclusione a 3 anni e 8 mesi e Giuseppe Mancuso da 5 anni e 4 mesi a 3 anni e 7 mesi. Poi le conferme: Nicola Alotto e Domenico Mancuso sono stati condannati a 5 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno. Taddeo Mancuso e Rosario Lo Greco a 6 anni di carcere ciascuno. Giuseppe Enzo Di Gioia a 3 anni e 8 mesi.